iniziare con Papa Francesco. Io ho sentito il bisogno di andare ad ascoltarlo perché avevo bisogno di conoscerlo, appunto di iniziare un rapporto con un nuovo Papa. All'inizio non è facile, ti affezioni a quello precedente, no? Papa Benedetto dice mi metto da parte, mi tiro indietro, e allora vuoi conoscere Papa Francesco, per volergli bene lo devi conoscere. Con la rassegna Autobiografia d'autore e l'intervento di Claudia Coll è entrata nel vivo la 28ª edizione del premio letterario Giuseppe De Sì. A Villa Cidro, per tutta la settimana, si succederanno autori e attori per rendere omaggio allo scrittore del romanzo Paese d'ombre. È stata una delle letture che mi hanno formato quando ero giovane, più giovane, e apprezzavo contemporaneamente la forza narrativa e la forza poetica, che sono due cose che raramente vanno insieme. Anche quest'anno un successo con oltre 500 libri presentati alla giuria e domenica atto finale con la premiazione dei vincitori. Tutta la serata sarà presentata da Natascia Lusenti. Speriamo in un buon riscontro di pubblico e sappiamo che come ogni anno non mancherà l'interesse nei confronti della manifestazione.